saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. La trasmissione di oggi è dedicata al gioco d'azzardo, perlomeno che fare per combattere il gioco d'azzardo, per combattere questa dipendenza e cercare di uscirne il più presto possibile, con il coinvolgimento tra l'altro della famiglia. Ma ce ne parla la dottoressa Duilia Zanon, che è referente proprio per il gioco d'azzardo del Dipartimento Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno, grazie per essere con noi. Abbiamo detto, trasmissione di oggi dedicata al gioco d'azzardo, anche perché ci sono dei risultati anche positivi per quanto riguarda la terapia. Dall'altra parte ci sono dei dati che preoccupano. Sì. Partiamo dalla nota positiva o da quella negativa? No, io direi di partire da quella positiva, ecco sì. Le persone che arrivano al nostro servizio sono persone che facilmente arrivano a guarire. Diciamo così, perché il gioco d'azzardo è una malattia, non è un vizio. E nel giro di poco tempo le persone aiutate dalle famiglie, perché noi abbiamo programmi familiari, riescono a mantenere l'astinenza, cioè riescono a smettere e soprattutto a mantenere l'astinenza. Dai nostri follow-up, dalle nostre statistiche, le persone dopo che sono state dimesse dal nostro servizio mantengono l'astinenza per 2 anni. Fino a 2 anni è il follow-up, è la statistica, le verifiche che noi facciamo e quindi mantengono l'astinenza. Poche ricadute, poche ricadute. Quindi segnali effettivamente positivi. Anche dalle persone più fragili, sì, anche dalle persone che hanno poco sostegno familiare, ma che all'interno dei programmi hanno dei grandi benefici perché altrimenti non proseguirebbero. Ecco. Hanno una presenza costante anche adesso nonostante il lockdown. Le persone nonostante il lockdown partecipano comunque. Ecco, facciamo un po' un'analisi della situazione. Quindi a livello nazionale si spendono 7 miliardi? 110 a livello nazionale. 110 miliardi, 7 miliardi invece in Friuli Venezia Giulia, una cifra altissima. Sì. Il nostro fatturato è di 7 miliardi. Perché se pensiamo al rapporto popolazione rispetto alle altre regioni, sì, è tantissimo. Il rapporto della popolazione italiana su 110 miliardi è identico a quello, al rapporto della popolazione friulana per 7 miliardi, è identico. Cioè i friulani giocano quanto il resto come il resto della popolazione italiana. Quella cosa che è preoccupante è perché i friulani più di altre regioni, noi siamo un popolo dedito al risparmio e questa modalità nel giro di pochi anni, da quando è diventato lecito il gioco d'azzardo, è diventata invece una popolazione dedita al gioco e non più al risparmio, con tutto quello che ne consegue, perché se non risparmio i miei denari non vanno investiti in altri prodotti, nel commercio, in altri consumi praticamente, quindi è un giro dove il fatturato va, punto di domanda. Si pensava che lo Stato ha reso lecito il gioco, un certo tipo di gioco d'azzardo, pensando di far cassa. In realtà di questi 110 miliardi di questo fatturato lo Stato ne prende 9, incassa solo 9 e questo penso che dal punto di vista del cittadino non sia molto, ma anche dal punto di vista politico non è un gran risultato. Ecco, stavamo proprio vedendo delle immagini di slot machine. Ecco, in questo periodo chiaramente le slot sono proibite, no, per motivi appunto di sicurezza dal punto di vista igienico e quindi emerge un dato interessante, pur non giocando, non potendo giocare alle slot, le persone non ne sentono la mancanza? No, diversamente da altre dipendenze, la patologia del gioco d'azzardo tiene le persone, cioè il fatto che non ci sia il mezzo, in questo caso è la sostanza, le slot che è la maggior parte del mezzo del gioco d'azzardo, più vicino alla popolazione, più accessibile alla popolazione, manca la sostanza e quindi il gioco, le persone stanno bene, non giocano. E quindi questo è un effetto veramente che fa pensare sul benessere. Non giocano alle slot, però vanno a giocare
Infatti si vedono nelle ricevitorie, sì, no? Si vedono le file, persone che entrano, che prendono, che poi tornano dentro per cambiare. Comunque il gioco rimane. O che aspettano i numeri. Sì, si è visto che però non tanta percentuale, diciamo che il 15% delle persone hanno virato, sono passate dalla slot soprattutto al gratta e vinci, quindi questo è un indice di patologia forte, diciamo, no? Basti pensare che alcuni tabacchini interpellati hanno detto che la quantità di gratta e vinci, che una volta stessa quantità bastava 10 giorni, adesso ne bastano 2, quindi questo vuol dire che è quintuplicato il consumo del gratta e vinci, quindi questo è importante, è un dato significativo. Ecco, e proprio per quanto riguarda anche questo tipo di patologia, cioè il fatto, questa dipendenza, chi gioca appunto al gratta e vinci, poi ci sono dei giochi che sono tradizionali, no? I numeri, sognati, è difficile eradicare la dipendenza in questi casi, anche perché in questo momento ci sono tante persone che ripongono tanta fiducia, vedendo che ci sono state delle vincite, poi nelle tasche ci sono meno soldi, quindi uno si affida alla dea bendata. Pensa che in realtà il gioco vince sempre, vince sempre. Ecco, ma eradicare anche questa sensazione no, e questa dipendenza che si è creata in questo periodo, io penso che sarà un po' difficile anche con la ripresa. Diciamo che è tutto non abbiamo dati precedenti rispetto a questa situazione. Non ci sono termini di paragone. Sì, non sono termini di paragone. Gli studi che sono stati fatti parlano, soprattutto la cosa interessante, appunto come dicevo, che le persone, diversamente da chi invece assume sostanze e sta male senza la sostanza, questo la persona sta bene. Per quanto riguarda le credenze, effettivamente però bisogna entrare in quel giro per supportare le credenze, cioè i sogni, queste cose, i numeri, la cabala. La cosa che generalmente il gioco si instaura nelle famiglie o nelle persone che hanno familiari che giocavano e credevano a queste cose. Uno è in queste modalità, insomma, che entra in questo giro. L'altra modalità che fa scattare, diciamo, ma di base c'è comunque una tendenza alla dipendenza, è che purtroppo, ma questo è vero ed è numeroso, che le persone iniziano a giocare perché inizialmente hanno una vincita. Anche importante, quindi questo fa sì che scatena una base, qualcosa che è alla base, insomma, diciamo, però è frequente, è molto frequente, ce lo dicono i nostri utenti, diciamo, ecco. Senta, vediamo se in 3 minuti riusciamo a parlare del gioco online, che è la cosa che preoccupa maggiormente perché coinvolge soprattutto i giovani, i ragazzi. Più che i ragazzi, la cosa che preoccupa, sì, ma anche questo è talmente recente che non riusciamo a quantificare ancora, cioè in un anno non si riescono a fare studi, diciamo, veramente... Per avere termini di paragone, per avere delle indicazioni bisogna fare almeno 5 anni, no? Ci vuole tempo. No, bisognerebbe che il lockdown durasse 5 anni. No, questo no. No, assolutamente no, per fare uno studio serio, diciamo, no? Però anche quelli che si stanno facendo sono interessanti e ci dicono appunto che le persone stanno bene, che però per quanto riguarda il gioco online questo è aumentato di 1 ora al giorno rispetto a prima, rispetto al gioco precedente. Rispetto ai giovani, per quanto riguarda i giovani, adolescenti e anche precoci, cioè il gioco, diciamo, online in questo momento è un gioco di socializzazione con gli amici, con i compagni, perché non c'è altra disponibilità. E c'è più disponibilità del computer, del mezzo con cui si gioca. Qual è il problema? A parte il tempo maggiore, come si diceva, è che questo gioco da socializzante diventi d'azzardo. E quindi si chiama viraggio, che è un meccanismo frequente nelle dipendenze, come non so, diminuisco l'assunzione di alcol e si passa all'aumento del fumo, per esempio si chiama viraggio ed è una dipendenza
spontaneo, quasi questo, naturale, ecco, il passaggio da una modalità all'altra sempre di dipendenza, della persona che è predisposta alla dipendenza, ma in questo caso è, diciamo, favorita da quello che abbiamo a disposizione, dal mezzo a disposizione. Ecco, per quanto riguarda le terapie, anche per il gioco d'azzardo, praticamente vengono utilizzate le stesse metodiche che servono per le dipendenze per seguire le dipendenze da altro. Cioè sì. sempre la metodica è sempre quella? Sì, no, diciamo che il nostro è quella perché le dipendenze sono state materia di assistenza sanitaria, diciamo, Sì. e in Italia il nostro servizio sanitario ha, diciamo, privilegiato, anziché la cura individuale, ha privilegiato la terapia familiare e del contesto che sta attorno, perché dove c'è una dipendenza c'è tutta la famiglia, tutto il contesto che ne risente. E che deve cambiare. Faccio un esempio per quanto riguarda il gioco d'azzardo. Quello che viene a mancare ed è importante alla famiglia è la fiducia. C'è sempre la paura che la persona sia bugiarda, che nasconde, perché ha nascosto, se non altro inizialmente ha trovato un sacco di scuse per coprire la mancanza di denaro. Insomma, fanno investimenti, vanno nelle banche, chiedono fidi, chiedono prestiti agli amici, ai parenti, ma la famiglia è l'ultima a venirne a conoscere la cosa. E il recupero della fiducia da parte delle persone è molto faticoso e comunque rimane sempre latente, anche dopo il programma, dopo che si è usciti dai nostri programmi, comunque è un elemento fondamentale da recuperare nelle relazioni, diciamo, più difficili. Però le persone che accettano il programma mantengono l'astinenza e sono veramente, rinascono. Bene, non posso fare altro che ringraziare la dottoressa Duilia Zanon per il suo intervento qui a Telefriuli e ricordiamo che è referente proprio per il gioco d'azzardo del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Grazie per essere stata con noi, grazie ai nostri amici telespettatori e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì sempre alla stessa ora. Arrivederci.